Successo pieno della Bartoccini Forti e Infissi Perugia, che torna alla vittoria dopo gli ultimi 2 KO consecutivi. Nella sfida di bassa classifica, che ha visto porsi le ultime 2 della graduatoria, Perugia ha avuto la meglio sulla Delta Despar Trentino in soli 3 set. Un successo meritato delle ragazze di Cristofani, che si dimostrano più in bolla e più reattive nei momenti cruciali del match. A parte l'inserimento di Linda Wakalor al posto di Bauer al centro, il tecnico delle Umbre non cambia nulla rispetto alla squadra battuta al tie-break la settimana scorsa da Bergamo. Valentina Diouf e Anastasia Guerra, MVP del match con 20 punti, 2 muri e il 55% in attacco, si dimostrano determinanti mettendo sul piatto 2 prestazioni davvero solide. Solida, come del resto, è stata la prova corale della squadra, che in tutti i 3 parziali è riuscita sempre a controllare Trento, trovando i break decisivi nei momenti cruciali. 25-18, 25-21, 25-19 sono le 3 istantanee che immortalano un successo meritato e una superiorità di Bogarts e compagne. Per Trento, a cui la vittoria manca ormai dalla prima giornata di campionato, non è bastata un'ottima vittoria a piani, autrice di 15 punti. Le ragazze di coach Bertini al momento chiudono la graduatoria con soli 5 punti ed è innegabile che la prova di questa sera non possa che peggiorare una situazione che ora inizia davvero a preoccupare i tifosi trentini. Alcuni segnali positivi ci sono anche stati, ma non sono stati sufficienti. La Delta Despar Trentino sarà chiamata la prossima settimana dalla proibitiva sfida al Palaverde contro l'Immoco Conegliano. Per Perugia invece, sfida sempre complicata sì, ma più abbordabile contro la Savino del Bene Scandicci. Dopo 3 giornate senza gioie, Casalmaggiore torna a sorridere e lo fa nel suo Palaradi, vestendo per la prima volta in stagione un rosa talmente shocking da abbagliare Vallefoglia. La Trasporti Pesanti vince 3-0 contro una combattiva Megabox Ondulati del Savio, che in avvio propone Berasi e non scola in starting six, mentre la VBC ridà chance al sestetto uscito male dalle sfide con Bergamo prima e Firenze poi. Le rosa però sanno di non poter fallire davanti ai 1275 di casa e attaccano la 7ª giornata mandando in tilt Vallefoglia. Il primo approccio indirizza il parziale e ribadisce i piani offensivi di coach Volpini. In attesa dell'esplosione definitiva di Malwal e del recupero di Raimova, le bocche da fuoco rosa sono Braga e Sherban. Le certezze locali vengono però erose dal recupero ospite. Il set si chiude 25-23 ed è solo l'innesco di una gara a tratti incendiaria. Nel secondo parziale Vallefoglia migliora le percentuali in attacco e in rice, ma non sfonda, complice la miglior tenuta a muro difesa rosa. Il 25-22 blinda il 2-0 e sarà lo stesso risultato del terzo periodo. Il fatturato di Cosceleva, limitata a soli 6 punti, la scorpacciata di esultanze di Sherban, dominatrice con 19, sono i 2 volti di un duello che vale il terzo successo stagionale di Casalmaggiore. La vittoria della Liberazione, del ritorno al sorriso, quella da 3 punti che vale il rilancio in classifica. L'Unity Work Busto Arsizio batte 3-0 il Bisonte Firenze delle Meraviglie con una prestazione d'autore, si issa al terzo posto con Monza e Scandicci. Coach Musso ha le idee chiare e sa come dare valore al gioco in seconda linea, e quando la regia di Pulter diventa pura poesia, per Firenze cala la notte. 3 set perfetti per le Bustocche, dove Mingardi attacca con qualità e continuità. Zannoni dimostra di essere un libero per grandi traguardi, mentre Gray e Bosetti sono le certezze del contrattacco. Insomma, Busto alla testa per vincere, non sbaglia mai approccio al match, anzi al centro giganteggia con Olivotto e Stevanovic, mentre il Bisonte soffre la ricezione non sempre precisa e una distribuzione dal gioco scontato. Una serata non facile per la bella sorpresa del campionato, anche se Nuakalor cerca di tenere a galla la squadra e Sorokaite si mette in luce per alcune conclusioni di pregevole fattura. Troppo poco per Firenze, perché l'Unity Work ha un altro passo, più brioso, più da squadra affamata di vincere. Così coach Musso si aggiudica la sfida contro Bellano e la sua Busto si gode questo momento magico. In cuor suo sa che questa squadra può arrivare in fondo a tutte le competizioni. Sognare ad occhi aperti non costa nulla, almeno per come sta giocando fino a questo momento la sua Unity Work.
Successo rotondo per Monza che spugna il Palaeur in appena 3 set e 86 minuti. La squadra di Gaspari trova la quarta vittoria stagionale in una situazione di ulteriore difficoltà, visto che all'assenza di Mihailovic dal campo si aggiunge anche quella di Gennari, anche lei solo a referto, ma a dominare l'incontro ci pensa Liz Vanecke, tornata titolare e di gran lunga la migliore con 27 punti e il 54% in attacco, ossia la sua miglior prestazione numerica in maglia Monza. Per l'acqua e sapone qualche difficoltà in ricezione e troppi errori o imprecisioni, ma sostanzialmente il campionato delle capitoline passerà ad altre gare. La solita Klimez, autrice di 20 punti con il 54% di positività offensiva, tiene a galla le compagne soprattutto nel primo e nel terzo set, ma contro la battuta delle Brianzole, particolarmente efficace con 7 ace e 6 errori, non c'è molto da fare. Eppure il primo set, con Monza avanti 8-12, si chiude in equilibrio, con Roma che pareggia proprio a 22 complice un video check. I due opposti attaccano colpo su colpo, ma nei 3 punti consecutivi che chiudono la frazione ce ne sono 2 della belga, inframmezzati da un muro di danesi, che fissano il punteggio sul 22-25. Monza ritrova il muro in avvio di secondo set e scappa 11-16, ma subisce il ritorno delle locali con Stigrot calda per il 17-19. Ancora Vanecke con 4 punti di fila compresi 3 ace consecutivi e decisiva nel chiudere i giochi 18-25. Nell'ultima frazione è Roma a scappare, ancora con la solita Klimez, e le ospiti più disordinate, sotto 16-10 però, un break di 0-6 con 5 punti della solita Vanecke rimette in pista Monza, che allunga dal 19 pari e chiude 22-25. La scorsa stagione la Reale Mutua Fenera Chieri era stata una sorta di bestia nera per la Savino del Bene Scandicci. 2 incontri e 2 vittorie per le piemontesi, 2 schiaffi che erano rimasti ben impressi a Barbolini, che temeva molto questa partita. Ma stavolta la musica è cambiata, il finale è stato diverso visto che Scandicci è riuscito a vincere per 3-1 scavalcando proprio Chieri e anche Firenze in classifica. Il primo set è stato davvero equilibrato e si è risolto solamente ai vantaggi, non senza però che vi sia stata una controversia arbitrale ad aver influito sul risultato finale. Sul 24-23 per la compagine allenata da Bregoli c'è stata un'azione contestata con un'invasione non fischiata a Malinov. Sullo slancio di questo episodio favorevole la squadra di casa ha poi chiuso il set sul 26-24. Nella seconda frazione si porta subito avanti la Savino del Bene e conquista quel distacco di 5 punti che poi terrà fino alla fine. Incisiva in attacco Lipman per le scandicesi, mentre tra le ragazze di Bregoli sale di giri Villani. Ne esce fuori un 25-20 che lancia le toscane verso la vittoria, ma che non annichilisce le piemontesi. Infatti nel terzo set arriva una bella reazione con Villani e Grobelna ad attaccare bene dai lati e con Alassana e Mazzaro a fare la voce grossa al centro, specialmente a muro. Sul 24-17 per Chieri Alberti annulla il primo set point, ma sull'azione successiva Ortman spedisce fuori la battuta del 25-18. Nel quarto e ultimo parziale la Savino ritorna a giocare al meglio mettendo in mostra un'ottima Lipman e con le brasiliane Natalia e Bia in netto crescendo. Poi nel finale ci mette lo zampino anche Alberti ed è proprio lei, l'ex giocatrice del Bisonte Firenze, a chiudere il match con una 7 vincente, 25-16 e 3-1 il punteggio finale. Ci sono volute più di 2 ore di battaglia e di sofferenza, ma alla fine la Prosecco Docchi Mocovolley Conegliano è riuscita ad entrare definitivamente nella storia. Con il 3-2 inflitto alla Bosca San Bernardo Cuneo, davanti ai 2800 tifosi assiepati nel Palasport piemontese, le Pantere hanno ottenuto la loro 73esima vittoria consecutiva, eguagliando il record mondiale appartenente alle turche del Vakifbank Istanbul. La squadra di Guidetti lo aveva stabilito tra il 2012 e il 2014, quella di Santarelli non perde dal 12 dicembre 2019 e se domenica batterà Trentino vedrà solo il proprio nome scritto sul Guinness dei primati. Eppure ancora una volta Conegliano ha dovuto sudare per mantenere l'imbattibilità e per superare una Cuneo orgogliosa e maidoma, capace di sfiorare l'impresa e di portarsi alla fine a casa un punto fondamentale in ottica salvezza. Come era accaduto anche contro Monza e Busto Arsizio, nel derby delle Bollicine la Prosecco Doc si è trovata sotto 2-7-1 e solo l'ingresso in campo di tutte le titolari le ha permesso di ribaltare il risultato. Santarelli, con Sille e De Gennaro non ancora in grado di giocare dall'inizio, concede un iniziale riposo anche a Volos, Plammer e Folì e la Bosca ne approfitta vincendo il primo set e portandosi sul +2 anche nel secondo, grazie alle bordate della scatenata ex Jikel e della russa Kuznetsova, che chiuderà con ben 23 punti all'attivo.
Poi Santarelli inserisce Volos per Gennari e la partita vive una prima svolta, con un parziale di 12-0 che vale il 25-15 e la parità. Cuneo non si abbatte e grazie alla verve delle sue centrali Stufi e Squarcini trova la forza di far suo anche il terzo set, nonostante gli ingressi di Folì per Vučkova e di Plamer e Silla per Courtney e Omorui. Ma dal quarto Conegliano si riorganizza con il suo assetto titolare e trascinato da una super Egonu, alla fine MVP con 30 punti e il 50% in attacco, impatta e poi chiude in scioltezza al tie break. Una classica del volley femminile, Bergamo-Novara, entrambe in forma, entrambe reduci da 3 successi consecutivi, però a imporsi, e in modo anche netto, sono state le ragazze di coach Lavarini, partite forte, spinte da una super Karakurt, cercata opportunamente sotto rete e abile, da suo stile, a schiacciare ogni palla che le capitasse a tiro. Chiuderà con 16 punti la turca classe 2000 che ha costretto coach Giangrossi a più di un timeout. Bene Chirichella, 12 punti a referto, prezioso il palleggio sotto rete di Hancock, sostanzialmente partita portata a casa in maniera perfino troppo agevole dalla Igor Gorgonzola Novara, soprattutto tenendo in considerazione lo stato di forma delle avversarie. Ci ha provato sicuramente Bergamo a tenere viva la partita, restando agganciata punto a punto a Novara in avvio di tutti e 3 i parziali. Non è stata la miglior Lanier in ricezione, bene invece negli affondi. Capitan Loda ha cercato di tenere alta la concentrazione della squadra, buona la prestazione di Enright tra le migliori delle aerobiche e bravo Giangrossi anche a tentare la variazione in corsa con i cambi. In estrema sintesi ha vinto la squadra più forte, dopotutto non è un mistero che Novara stia lavorando sodo per continuare il più possibile a dar fastidio all'unica squadra che fino a questo momento l'ha battuta in questa stagione, Conegliano.